Mentre l'ombra dell'atto doloso dietro l'incendio di ben 3 imbarcazioni ieri nel tardo pomeriggio che erano ricoverate all'interno dei cantieri navali Chioggia in località Val d'Ario. Da più parti della città è stato possibile vedere la colonna di fumo che si stava sprigionando, mentre 2 automezzi dei vigili del fuoco di Chioggia raggiungevano la zona coinvolta. In loco anche l'autobotte dei vigili del fuoco di Venezia, che ha spento le fiamme nel giro di un'ora. Per le squadre in azione c'è stato comunque da fare fino alle 23, a causa degli opportuni controlli e del lavaggio delle cisterne. Allo scopo, anche gli stessi titolari dei cantieri navali Chioggia hanno fornito acqua ai vigili del fuoco. Notevoli danni agli scaffi, ma non per fortuna nessun ferito. I cantieri chiudono alle ore 20 e quando sono divampate le fiamme, nell'area specifica non c'era nessuno degli addetti. Nell'ipotesi del dolo è quindi plausibile ritenere che qualcuno sia entrato dall'esterno e poi fuggito dopo aver appiccato l'incendio. Dinamica, testimonianze e congetture sono comunque al vaglio delle forze dell'ordine. Sono comparsi questa mattina avanti il Tribunale di Venezia il 48enne Marco Zambon e la 51enne Sabrina Fabris, arrestati lo scorso 22 maggio in viale Trieste Sottomarina, mentre la donna cedeva una dose di mezzo grammo di cocaina a un cliente. I due, difesi dall'avvocato Marco Seppi, sono stati condannati rispettivamente a 2 anni lui, a 1 anno e 10 mesi lei, entrambi con obbligo di firma. Alla donna sono stati restituiti 15.000 euro in contanti che erano stati sequestrati nell'abitazione in quanto non provenivano dalle attività di spaccio. Zambon e Fabris erano stati pizzicati nel tardo pomeriggio del 22 maggio nei pressi di un bar a Sottomarina, dove avevano dato vita a una sceneggiata per non farsi controllare, facendosi anche scudo di un bambino, nipote della donna. Altri 2 chioggiotti, loro amici presenti in loco, sono stati arrestati e portati in tribunale per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Zambon era stato assegnato poi dalla giudice Sicchirollo agli arresti domiciliari, per la Fabris invece il mero obbligo di firma. L'indomani l'uomo aveva scagionato la partner attraverso proprie dichiarazioni a Chioggia Azzurra, assumendosi ogni responsabilità riguardo l'etto di cocaina rinvenuto a domicilio dagli agenti della Polizia di Stato. Ciclicamente veniamo avvisati dai concittadini della presenza di individui che in un modo non trasparente e anche poco corretto propongono dei contratti, cercano di arrivare alla formulazione dei contratti. E oggi siamo stati chiamati da alcune persone che abitano nelle vicinanze di Calle San Nicolò, e una di queste è la signora Claudia Penzo, che è Claudia Pagano, scusate, un'amica tra l'altro, a cui questi signori non si sono qualificati, non hanno voluto mostrare il cartellino e praticamente volevano accedere al contatore. Questo c'è anche la testimonianza di più persone in pratica. Il sottoscritto li ha poi affrontati con tanto di telecamera e questi signori inizialmente non volevano presentare il cartellino, poi alla fine si sono convinti. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute in maniera successivamente. Ripetiamo che noi non abbiamo nulla contro i venditori ambulanti, però c'è una certa normativa che impone, diciamo, un certo tipo di comportamento. Non ci sembra che questi 2 signori, di cui vi invitiamo a guardare il video e poi fatemi un'idea, non ci sembra che questi signori, dal quello che riportano la signora Claudia Pagan ma anche le altre 2 testimonianze, sia in linea. Ci sono 2 narrazioni totalmente diverse. Ecco, quindi vi proponiamo il video che vi invitiamo a guardare poi in seguito al telegiornale, anche per vedere se ci sono altri concittadini che sono stati contattati da questi 2 e con che modo, se col modo appunto chiaro e trasparente, sono Pinco Palla, rappresento l'agenzia, vi propongo un contratto per questo, oppure hanno continuato o chiedevano solo di accedere ai contatori. Per quale motivo?
di Chioggia ha compreso l'esigenza, manifestata da negozianti e consiglieri, di allargare l'orario dell'isola pedonale da San Giacomo a Vigo, dal momento che il Corso del Popolo, complice il bel tempo, si è già affollato di sera da quando è terminato il lockdown, per l'aperitivo, la cena e la passeggiata. Un'ordinanza firmata stamane dal comandante della polizia locale Michele Tiozzo anticipa sabato 27 giugno l'entrata in vigore dell'estensione, che si protrarrà fino a luna di notte, in luogo del precedente limite delle ore 23, attivo nelle estati precedenti. La zona a traffico limitato comincerà come sempre alle ore 10 di mattina e prevede il divieto di sosta a tutti i veicoli con rimozione del mezzo, salvo che per coloro che già sono autorizzati a circolare e che vedranno esteso nel tempo tale diritto. L'estensione a luna di notte terminerà domenica 13 settembre. L'ampliamento dei plateatici è stata un'iniziativa apprezzata, dice l'assessora Jenny Cavazzana, ed è giusto anticipare il prolungamento per evitare già dal prossimo fine settimana il traffico di auto e moto lungo il Corso del Popolo Nord. Il servizio di posizionamento delle transenne sarà supportato dagli ausiliari del traffico di SST. Lo stop al ripascimento a Isola Verde sta conoscendo esiti politici e forse anche giudiziari. La decisione di interrompere definitivamente il flusso notturno della sabbia da Porto Caleri per rinfoltire l'arenile della zona turistica alle foci del Brenta, assunta per non recare disturbo ai clienti del villaggio Isamar, non va giù infatti agli operatori degli stabilimenti, già provati dal ritardo con cui sono partiti i lavori. Non essendo stato raggiunto alcun accordo, i titolari delle concessioni relative ai bagni Capannina, Ultima Spiaggia, Sol Leone, Tamericci e Spiaia stanno valutando di presentare un esposto alla Procura della Repubblica a stretto giro. La costa non esiste più, spiega Alessandro Sfriso del Sol Leone sulle colonne della Nuova Venezia, e quel poco di sabbia che c'è l'abbiamo portata a noi operatori. Frattanto il Genio Civile ha scritto al Comune per annunciare ufficialmente la sospensione e il sindaco Alessandro Ferro risponde alla Regione Veneto per mettersi dalla parte degli stabilimenti penalizzati dal ritardo e dallo stop. Sono allibito dal comportamento della Regione stessa, afferma il primo cittadino, che coglie le lamentele di un singolo operatore e blocca il necessario per gli altri. La Regione da anni ha occhi e orecchie per tutti tranne che per le località di Sottomarina e Isola Verde, che pure fanno parte del G20 e delle spiagge italiane per numero di presenze. Ferro chiede che il presidente della giunta veneta Luca Zaia venga in zona a rendersi conto della situazione. È inaccettabile essere abbandonati in questo modo. Assieme all'assessore al demanio Marco Veronese continueremo i colloqui con gli operatori per trovare una soluzione condivisa, ad esempio il ripascimento diurno a singole celle. Rimandare tutto a settembre è inaudito. Fa eco duramente Giorgio Bellemo, presidente di Ascot, che parla di situazione drammatica e ricorda che Jesolo ha completato da tempo il proprio ripascimento. Eppure, quando vengono qui i rappresentanti delle categorie, che sono gli esolani, fingono di interessarsi di Chioggia, ma non è così. Credo, conclude Bellemo, ci sia una strategia regionale per affossare Chioggia e il litorale meridionale, Chioggiotto e Polesano. Bellemo ironizza riguardo l'eternità di un sindaco di Isola Verde, che sarebbe Pagnan di Isamar, e dà appuntamento ai politici regionali nella prossima campagna elettorale. It's not a game, it's a rich thing.